L'assessore regionale alle infrastrutture Falcone fa tappa ad Agrigento al Genio Civile. 2 uomini di 38 e 21 anni trovati senza vita nei rispettivi appartamenti, entrambi sono di Ribera. Ospedali pieni e reparti in sofferenza, la preoccupazione degli addetti ai lavori. Ad Agrigento la polizia municipale andrà a caccia di chi non fa la differenziata e getta la spazzatura ovunque inquinando. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Visita dell'assessore regionale alle infrastrutture ad Agrigento, l'intervento di Marco Falcone al Genio Civile. Il nostro direttore Arturo Cantella era lì, vediamo. Visita ieri dell'assessore alle infrastrutture della regione siciliana, il forsista Marco Falcone, in alcuni comuni montani della provincia, dove lo stesso ha effettuato dei sopralluoghi su lavori realizzati o quelli di prossima realizzazione. Prima tappa Cammarata, poi Luccasicola, passando per Burgio e Ribera, fino ad arrivare ad Agrigento, dove ha svolto una conferenza stampa alla presenza dei vertici del Genio Civile, con l'ingegnere capo architetto Rino Lamendola, il sindaco della città di Agrigento Franco Miccichè. Si è discusso poi delle case popolari di Ribera, abbattute quelle vecchie, le nuove abitazioni saranno consegnate entro il 2021. Si è parlato della Maremonti in fase di progettazione, importantissima arteria stradale che collegherà la montagna con il mare, passando per i paesi montani. Continuerà l'impegno per la cattedrale. Si finanzieranno i progetti del libero consorzio e quelli che il comune di Agrigento con la nuova amministrazione presenterà. Devo dire che nonostante il 2020 sia stato un anno segnato dalla pandemia, durante il corso dell'anno abbiamo raggiunto una serie di obiettivi, concretizzando anche un po' le politiche per il territorio del governo Musumeci, in particolare del presidente e dell'assessore al ramo Falcone. Tra le tante attività svolte, ricordiamo soprattutto il censimento sullo stato di conservazione e di efficienza strutturale di ben 150 ponti ricadenti sulle strade provinciali del territorio agrigentino, con l'obiettivo di offrire al libero consorzio e al nostro assessorato gli strumenti per poter programmare una serie di interventi atti a garantire la messa in sicurezza dell'intero sistema infrastrutturale provinciale. Per quanto concerne il rischio idrogeologico, anche quest'anno abbiamo eseguito una serie di interventi, ne abbiamo eseguito 13 su altrettanti corsi d'acqua, e poi vorrei ricordare che a settembre siamo stati investiti da un'emergenza al Giro d'Italia, e in quell'occasione l'ufficio ha mostrato il meglio di se stesso. In 20 giorni siamo riusciti a redigere il progetto, approvare il progetto, contrattualizzare l'impresa aggiudicataria ed eseguire i lavori. Non ci siamo limitati soltanto a fare qualcosa per l'anno, ma abbiamo anche programmato per il 2021. In particolare abbiamo programmato una serie di interventi sul territorio provinciale. Per sintesi ricorderei quelli che riguardano la città dei Templi, e sono il restauro di Villa Genuardi, il restyling del porticciolo di San Leone, la ristrutturazione di una serie di edifici demaniali che ospitano uffici provinciali, che sono al centro urbano di Agrigento, e il recupero degli ipogei dell'Acquamara e del Purgatorio. Sono emozionato perché finalmente vedo che qualcosa si inizia a muovere per Agrigento, c'è massima volontà politica da parte del governo regionale. Io mi trovo qui a rappresentare tutta la mia cittadinanza. Le infrastrutture sono la base fondamentale per la viabilità agrigentina, le strade da asfaltare, illuminazione, il porticciolo, il lungomare, gli ipogei, Villa Genuardi, Via della Vittoria e tantissime altre cose da poter richiedere e cercare finalmente di avere una soluzione per Agrigento. Ma sicuramente un consuntivo positivo, incontrare decine di sindaci come abbiamo fatto oggi da Camarata, da Luccasicolo, da Burgio, ma tanti altri sindaci di Ribera, di Ravanusa, di Bivona,
di Calamonaci e ora qua il sindaco della città capoluogo, è sempre un privilegio per un rappresentante del governo Musumeci, proprio perché noi vogliamo essere serventi al territorio. Lo facciamo stasera anche ad Agrigento, dove abbiamo in cassetto diverse iniziative, dai parcheggi, ma da tante altre iniziative che riguardano la riqualificazione urbana. L'abbiamo fatto durante il periodo anche per il Giro d'Italia con il Giro Civile diretto egregiamente dall'architetto Lamendola. Bene, stasera siamo qua per rappresentare la nostra disponibilità alla nuova amministrazione e al sindaco Franco Micichet. Due uomini di 38 e 21 anni sono stati trovati senza vita all'interno delle rispettive abitazioni nelle ultime 48 ore nell'ambito di Ribera. Il decesso per cause ancora da accertare. I carabinieri hanno avviato le indagini. Da un primo esame i due fatti non sembrano collegati tra loro, anche se in mancanza di certezze non viene escluso alcuna ipotesi investigativa. Sui due corpi, da un primo esame del medico legale, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza. Sono tuttora in corso gli accertamenti dei militari dell'Arma della Tenenza per capire se i due giovani siano stati colpiti da malore e quali siano state le cause. Al momento non trapela dagli inquirenti alcun elemento che faccia chiarezza. I carabinieri di San Cataldo, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Caltanissetta, hanno arrestato per violenza sessuale un uomo di 49 anni. L'uomo, titolare di un bar a San Cataldo, abusando della propria posizione di datore di lavoro, avrebbe costretto le proprie dipendenti, alcune delle quali all'epoca dei fatti minorenni, a subire atti sessuali contro la loro volontà. L'indagine trae origine dalla denuncia del fidanzato di una delle ragazze coinvolte nella vicenda, che nell'estate del 2017, lavorando per conto dell'uomo in un locale durante i turni di lavoro, subiva continui apprezzamenti fisici e avance quotidiane fino ad arrivare ad essere condotta presso l'abitazione del datore di lavoro, dove sarebbe stata costretta contro la propria volontà ad avere un rapporto sessuale. La ragazza, intimorita, non aveva raccontato quanto accaduto, trovando solo successivamente il coraggio di rivelare tutto al proprio fidanzato dopo aver saputo della medesima sorte toccata ad un'altra collega. Le indagini hanno rivelato episodi di violenza sessuale nei confronti di altre dipendenti che avevano prestato attività lavorativa nello stesso bar e che erano state vittima di abusi. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari. Cosa è cambiato nell'immigrazione durante la pandemia? Si spendono i soldi della quarantena e poi lascio liberi i migranti economici con in mano un foglio di via. Vediamo. La legge è quella di sempre, quella che dice ad un migrante irregolare su un foglio vai via. È cambiato solo il fatto che anche i migranti economici, cioè quelli che attraversano il Mediterraneo per motivi economici, ma non stanno scappando da guerre e persecuzioni politiche, anche quelli, ma solo in un primo momento, vengono accolti, poi foglio di via. Ovviamente lo Stato si aspetta che tornino a casa, ovviamente. Più realisticamente scappano al nord per raggiungere amici e parenti ed inseguono il sogno di una vita migliore. Ma dicevamo che adesso, prima del foglio di via, anche loro vengono accolti, devono fare la quarantena. E siccome siamo in tempi di Covid, oggi la quarantena si fa a 5 stelle, cioè a bordo delle navi da crociera prestate al caso. In tempi di pandemia, non avrei lavorato con i turisti, pazienza. Lo Stato mi paga anche di più, ospitando i migranti. Migranti che poi scesi a terra vengono lasciati liberi di andar via se sono economici. Invece, se sono migranti irregolari, proseguono il loro soggiorno in Italia, all'interno dei centri d'accoglienza. Una storia vecchia, la legge esiste da tempo, solo che la nota un po' scordata sta nel fatto che la musica in Italia è cambiata. Coronavirus si traduce in restrizioni delle libertà personali. Zona arancione per un siciliano significa non posso spostarmi da un comune all'altro ed un cittadino qualunque esso sia dalle 22 in poi è chiuso, barricato a casa. Scusate, ho detto cittadino. Il migrante che scende dalla nave quarantena e sbarca a Porto Empedocle è libero di circolare con un foglio di via in mano, può arrivare ad Agrigento ed andare un po' dove gli pare. Il Covid riempie gli ospedali e i reparti sono in affanno, c'è il servizio. Potrebbe prefigurarsi una proiezione shock per la Sicilia fra un mese, infatti, oltre 3.000 ricoveri e oltre 400 intubati ed intanto si parla di riconversioni di interi reparti ospedalieri dedicati al Covid
e nell'affanno invece piombano le cure di altre patologie. E così si perdono i posti letto per le cure a cui erano finalizzati. Il rischio ovviamente che per fronteggiare la pandemia si trascuri chi soffre di altre patologie, una situazione questa che al momento, secondo il dirigente generale dell'assessorato regionale alla sanità, Mario La Rocca, viene tenuta abbastanza sotto controllo grazie all'apparato delle case di cura private. In vigore inoltre c'è l'accordo siglato tra pubblico e privato durante la prima ondata di contagi per alleggerire la pressione sugli ospedali pubblici, da cui giungono però sempre maggiori segnali di sofferenza. Finora si è riusciti a garantire uguale assistenza a chi affronta le conseguenze del contagio da Covid e a chi soffre di altre patologie, ma il punto di equilibrio potrebbe presto saltare e rompersi se la curva dei contagi non dovesse scendere, anche perché accade sempre più spesso che si vada in ospedale per un'altra urgenza e venga fuori la positività al Covid-19. Ciò comporta la necessità di programmare percorsi ospedalieri differenti per evitare nuovi contagi. La riconversione di interi reparti all'ordine del giorno è accaduta ad esempio al Civico di Palermo in medicina interna e pneumologia per oltre 100 posti letto, nei reparti di ginecologia e chirurgia generale dell'ospedale Cervello, dove presto dovrebbe essere spostato il reparto di ostetricia. Spesso infatti si tratta di spostamenti da un piano all'altro con i disagi che essi comportano. Sempre al Cervello si trasferirà il pronto soccorso pediatrico. Su questo fronte dall'assessorato fanno sapere che sarà garantita una migliore assistenza al di Cristina, visto che l'ospedale dei bambini, a differenza del Cervello, è dotato di una chirurgia pediatrica. La creazione di nuovi posti letto da dedicare all'assistenza e alla cura ospedaliera dei pazienti Covid ha portato alla conversione di interi reparti anche in diversi ospedali di Catania. Alcune aziende sono riuscite a scongiurarne la chiusura disponendo il trasferimento delle unità operative in altri locali o padiglioni. In alcuni ospedali però è stata sospesa la degenza di interi reparti e i servizi ambulatoriali sono stati spostati nei distretti sanitari del territorio di competenza. Di caos altro che di riconversioni parla il sindacato Cimo, che vede nella situazione ospedaliera siciliana l'ennesimo segnale dell'assenza di programmazione. Così apprendiamo da Live Sicilia. Si chiude qua e si apre là perché è mancata la strategia complessiva, la capacità di creare strutture differenziate per i pazienti Covid e non Covid. Il tema è divenuto anche terreno di scontro politico. I deputati del Movimento 5 Stelle della Commissione Salute, Giorgio Pasqua, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa e Antonio De Luca, si chiedono dove finiranno i pazienti sfrattati dall'improvvisazione di Razza e Musumeci. Qui si rischia non solo di capitolare davanti all'avanzata del Covid, ma anche di mettere la pietra tombale sulla sanità siciliana. Una domanda legittima che al momento trova nel ricorso alle cliniche private l'unica risposta possibile. Ma il punto di equilibrio è fragile, anche perché manca il personale. Si corre il rischio, ad esempio, di dover sospendere le attività ordinarie chirurgiche perché gli anestesisti servono anche e soprattutto in questo momento per l'emergenza da coronavirus. Anche il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, 81 anni, è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino. Vediamo. Nel messinese restano zone rosse fino a tutta la settimana i comuni di Cesarò e di San Teodoro. Intanto si apprende che un altro sindaco siciliano è risultato positivo al Covid-19. Si tratta del primo cittadino di Bronte, Pino Firrarello. È stato lo stesso sindaco ad annunciare di essere stato colpito dal Covid-19. Firrarello, da casa sua, dove sta vivendo la quarantena, si mostra tranquillo e dichiara di star bene e che per precauzione ha già iniziato le cure. Sono stato colpito, dice, ma non affondato. Vorrei comunicarvi che ho il virus, come ce l'hanno tante persone nel mondo, in Italia e a Bronte, purtroppo. È un'infezione come le altre che ci sono state, questa sicuramente è molto più fastidiosa. Io il virus ce l'ho, penso, da qualche giorno, ma me ne sono accorto stamattina
anche perché sabato aveva fatto un tampone ed era negativo. L'ho ripetuto stamattina e sono positivo. Io inizio la cura, ma sto bene, però è giusto che devo mantenere cautela per me e soprattutto per gli altri. Oggi si insedia la nuova giunta, alla quale auguro un buon lavoro, con una capacità di collaborazione con i cittadini, con la volontà di affrontare i problemi del Paese e di risolvere tutti quelli che riusciamo a risolvere. Un augurio a tutti i cittadini che possa essere un periodo migliore di quello che abbiamo conosciuto negli ultimi tempi. E appena pochi giorni fa un altro sindaco siciliano aveva annunciato la sua positività al Covid-19. Si tratta di Giuseppe Laccoto, primo cittadino e deputato regionale. È una misura che a livello nazionale arriva molto in ritardo ed è una dichiarazione di resa, perché imporre prima l'80% per poi scendere immediatamente al 50% quando probabilmente ormai è tardi è di certo una dichiarazione di resa. E vale per tutto il trasporto pubblico locale, su ATM inciderà perché naturalmente servirà a maggior ragione a aumentare le corse, anche se bisogna valutare anche la frequentazione degli utenti sui mezzi in questo momento di quasi lockdown o comunque lockdown parziale, quindi bisogna fare un'attenta analisi su quella che è l'affluenza ai mezzi e in caso, per far rispettare il 50% di capienza, occorrerà sicuramente almeno in alcune linee provvedere a raddoppiarle. Vorrebbe dunque essere varato un piano di esercizio proprio pensato per questo periodo e in base alle esigenze? Lo abbiamo già suggerito come organizzazioni sindacali e c'è la necessità di modificare anche la struttura a pettine del piano di esercizio, almeno per l'emergenza Covid. Credo che l'azienda ci stia lavorando in questi giorni, si insegue anche un pochettino i DPCM nazionali e quindi in uno stato di precarietà generale anche il trasporto pubblico locale forse è la prima vittima. Tra i provvedimenti del Comune per sostenere economicamente la città in questo momento l'esenzione del pagamento della ZTL, dei parcheggi in centro città, su questo punto voi siete intervenuti assieme alla CGIL nel sottolineare che comunque l'azienda, che è diventata una società per azioni, deve stare attenta ai bilanci, riceverà un danno. Allora, se questa amministrazione ha voluto una società per azioni a gestire il trasporto pubblico locale, la deve trattare come tale. La società per azioni è una società che vive di bilanci. Nel contratto di servizio approvato al Comune il bilancio tra l'altro della ZTL è a parte rispetto al bilancio del trasporto pubblico locale, quindi non si può giocare con il futuro di tanti lavoratori che sono occupati in quel settore, perché fino ad oggi è stato sempre un polmone economico importantissimo per l'azienda. Un pentito riapre il mistero di un progetto di attentato nei confronti del PM Nino Di Matteo, uno dei magistrati dell'inchiesta trattativa Stato-Mafia, oggi componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Lello Casesa. Oggi su Repubblica un articolo a firma di Salvo Palazzolo in cui racconta di un progetto di attentato nei confronti del PM Nino Di Matteo, un pezzo da 90, magistrato dell'inchiesta trattativa Stato-Mafia ed oggi componente del Consiglio Superiore della Magistratura. La richiesta, scrive Palazzolo, arrivò da Messina Denaro nel dicembre 2012, ha svelato alcuni anni fa il boss pentito Vito Galatolo. Ci mobilitammo per comprare l'esplosivo. È certamente uno dei misteri più interessanti della storia di mafia in Sicilia che ripercorre la trattativa Stato-Mafia. Ulteriori elementi descrivono come un altro pentito che collabora da qualche mese con i magistrati della Procura di Palermo conferma che fu lui a procurare l'appartamento nella zona di Ballarò per il summit in cui si discusse dell'attentato a Di Matteo e sul fatto che Messina Denaro aveva chiesto qualcosa ai mafiosi di Palermo. Le nuove rivelazioni sono coperte da un rigido segreto istruttore. I pubblici ministeri Amelia Luise e Francesca
Francesca Mazzocco hanno depositato in un processo solo un verbale in cui si parla di estorsione a commercianti e gestori dei locali del centro storico di Palermo. Fra queste carte c'è un riferimento all'appartamento del Summit al quale erano presenti diversi esponenti mafiosi. In quell'incontro si disse era arrivato un messaggio di Matteo Messina Denaro tramite uno dei presenti all'incontro. Si parlò infatti di 150 kg di esplosivo acquistato in Calabria, esplosivo che è stato a lungo cercato dagli investigatori tra Palermo e Monreale. Le indagini della procura di Caltanissetta sul progetto di attentato si sono chiuse con un'archiviazione nonostante i riscontri trovati alle parole di Galatolo. L'attentato non venne realizzato e quindi non c'erano gli estremi per contestare il reato, ma restano le parole di Galatolo, che ha detto chiaramente Messina Denaro chiedeva l'attentato perché Di Matteo si era spinto troppo avanti. Il super latitante metteva a disposizione un esperto di esplosivi per portare a termine l'azione. I boss palermitani avevano pensato di piazzare la carica davanti al Palazzo di Giustizia a Palermo, davanti all'abitazione del magistrato. L'arresto di D'Ambrogio rallentò il piano, poi nel 2014 Galatolo chiese di parlare con Di Matteo, gli svelò il progetto e decise di iniziare a collaborare con la giustizia. Ora è il momento di Geraci, arrestato a fine settembre dalla sezione catturante della squadra mobile di Palermo dopo una latitanza durata 2 mesi. Ho deciso di cambiare vita, ha detto ai magistrati, e ha cominciato a parlare degli ultimi segreti di Cosa Nostra palermitana, che sono anche segreti dell'imprendibile Matteo Messina Denaro, ricercato dal 1993 per scontare l'ergastolo per le stragi. C'è un nuovo pentito a Palermo, Alfredo Geraci, 41 anni, accusato di associazione mafiosa, ha deciso di collaborare con i pubblici ministeri di Palermo. Collabora con i magistrati raccontando traffici e affari della famiglia mafiosa del mandamento di Portanuova. I dettagli nel servizio. Da poco meno di un mese collabora con i magistrati raccontando traffici e affari della famiglia mafiosa del mandamento di Portanuova di Palermo tra il 2012 e il 2013. Alfredo Geraci, 41 anni, fu arrestato lo scorso 23 settembre quando gli uomini della Catturandi, della Mobile e della sezione investigativa del commissariato Oreto lo hanno scovato in un appartamento d'Altofonte dove si nascondeva e dove è finita la sua latitanza. Nei suoi verbali, come apprendiamo dai colleghi del Giornale di Sicilia, si legge: mi occupavo di estorsioni, di dare autorizzazione e decidere il luogo dove mettere le bancarelle di sigarette al capo, alla Calza e a Ballarò. Le accuse a suo carico erano state raccolte a partire dal 2013, quando l'operazione Alexander disarticolò la mafia di Portanuova, portando in carcere 30 tra boss e gregari, poi processati e condannati a pene severe. Secondo le accuse, Geraci è stato un uomo di fiducia del capomafia emergente del centro storico Alessandro D'Ambrogio, che gli aveva affidato il compito di curare il settore delle estorsioni. Il pizzo, nella fattispecie, veniva chiesto a tappeto a tutti i negozianti tranne a quelli con l'adesivo, e cioè ai commercianti che aderivano a Dio Pizzo. Tra i compiti di Geraci c'era pure quello di favorire alcuni summit. Oltre alle estorsioni, dice, mi occupavo di organizzare appuntamenti con altri esponenti mafiosi per conto sempre di D'Ambrogio. Insieme al suo nuovo legale, l'avvocato Gloria Lupo, il mio collaboratore di giustizia palermitano, ha riempito alcuni verbali davanti al PM Francesca Mazzocco, al quale potrà iniziare a disvelare alcuni scenari ed aspetti delle vicende mafiose che hanno riguardato il suo mandamento, a cominciare dagli omicidi avvenuti nel suo quartiere, tra i quali quello di Giuseppe Di Giacomo e quello di Giuseppe De Notte, avvenuto lo scorso anno. Un episodio fotografa meglio di altri il ruolo di peso di Geraci. Qualche anno fa Alessandro Bronte, uomo di fiducia nella famiglia Lopresti per la droga, era rimasto vittima di un pestaggio. Soffiavano venti di guerra su Ballarò. La sua gestione in coabitazione con Salvatore Mulev ha creato inimicizie e così Mulev rischiò di essere ammazzato mentre il secondo fu pestato a sangue, nonostante dietro la loro scalata ci fosse la regia, dicono gli investigatori,
superiori di Tommaso Lopresti. La sera del 16 ottobre del 2014, 15 minuti dopo le 20, giunse una telefonata al 113. La chiamata partiva da una cabina di via Armando Diaz nel rione Brancaccio. Domani mattina devono ammazzare Salvo Mulè del Ballarò, diceva una voce maschile. Mulè è uno dei 38 fermati del Blitz Pantarei, viene considerato il capo della famiglia di Palermo Centro. I carabinieri lo convocarono, lo misero in guardia. Pericolo scampato, Mulè non si accontentò. Qualche giorno dopo i carabinieri lo seguirono mentre incontrava il reggente del mandamento Paolo Calcagno in un pub. Era pronta a riferire a Teresa Marino, moglie di Lopresti, delle botte subite. Le disse che aveva chiesto a Giuseppe Calcagno, allora reggente del mandamento, di appagare la sua sete di vendetta nei confronti di Alfredo Geraci e Giovanni Rao, che riteneva responsabili del pestaggio. Calcagno dunque si era rifiutato di punire gli autori di quel pestaggio. Ora Geraci si è pentito e di certo farà luce su questo episodio e su tanti altri, ove è stato protagonista. Porta del crack a un parente detenuto al Pagliarelli, arrestato. La droga è stata sequestrata, il tentativo è stato scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria addetti al controllo. Il nostro direttore Arturo Cantella. All'istituto penitenziario Pagliarelli di Palermo un familiare ammesso nelle strutture per un colloquio con un detenuto cerca di fare il corriere consegnando degli stupefacenti. La sostanza denominata crack è stata sequestrata dalla polizia penitenziaria dagli addetti al controllo familiari coordinati dal dirigente aggiunto dottor Giuseppe Rizzo. Un attento e capillare servizio che viene svolto quotidianamente grazie all'alto livello di professionalità e attenzione della Polizia Penitenziaria di Palermo, che ha portato all'ennesimo rinvenimento di stupefacente destinato a detenuti, evidenzia come sia reale e costante e serio il pericolo che si tenti di introdurre illecitamente sostanze stupefacenti in carcere. La Polizia Penitenziaria di Palermo porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che si diffonda lo spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l'alto numero di tossicodipendenti presenti tra i detenuti. Questo fa comprendere come l'attività di intelligence, di controllo e prevenzione dell'istituto penitenziario palermitano da parte del reparto sia fondamentale. In particolare, come vedete dalle immagini, è stato sequestrato un grammo di crack ritrovato dopo la perquisizione sul familiare del detenuto, che è stato posto in arresto, poi convalidato con la misura cautelare dei domiciliari. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Bonus internet e computer, arriva il voucher da 500 euro riservati a 400.000 famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro. Lello Casesa. Bonus internet e PC da 500 euro per 400.000 famiglie in Italia con ISEE inferiore a 20.000 euro. Con questa formula il governo Conte consentirà ad una platea di famiglie italiane di poter ricevere un voucher di 500 euro da utilizzare esclusivamente per l'acquisto di PC o tablet ed in uno sconto sul canone di abbonamento internet. È una misura importante che avvicina il web al tessuto sociale del paese e soprattutto in questa fase alle fasce più deboli che attraverso questo contributo possono rimanere al passo con i tempi. Gli interessati devono in pratica scegliere l'operatore di telecomunicazioni considerato più adatto alle proprie esigenze e collegarsi direttamente nei normali canali di vendita. La condizione è che venga sottoscritto un contratto di almeno un anno certificando di avere un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro. Basterà rivolgersi alla Infratel Italia, la società del Ministero dello Sviluppo Economico. Lo sconto sul servizio di internet può valere tra 200 e 400 euro, mentre quello sul personal computer o tablet può essere compreso tra i 100 ed i 300 euro. Le due operazioni devono essere fatte insieme. Il contributo, infatti, è concesso solo nel caso di contestuale attivazione del servizio di connettività. Non serve alcuna registrazione né è stato predisposto un click day. Il meccanismo è quello dello sconto diretto al momento dell'acquisto. Quello di oggi è un primo passo, arriveranno nei prossimi mesi i voucher per imprese e famiglie con ISEE fino a 50.000 euro, annuncia il governo tramite il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Manzella, evidenziando come si sta investendo parecchio
parecchio sull'avanzamento della banda ultralarga e sulla naturale penetrazione nel tessuto sociale e nella vita delle imprese. Dichiarata guerra senza quartiere all'abbandono di rifiuti ad Agrigento, il comandante della Polizia Municipale Gaetano Di Giovanni, dopo aver sentito il sindaco Franco Miccichè, ha deciso di ripristinare la squadra di polizia ambientale che tanti riscontri aveva ottenuto prima di venire soppressa. 2 pattuglie lavoreranno H24 sul territorio cittadino, controllando in particolare le aree dove tradizionalmente gli sporcaccioni serali lasciano i loro sacchetti di rifiuti. Coloro che verranno scoperti in flagrante verranno denunciati e sanzionati come prevede la legge. L'ultimo lavoro del giovane regista di Mistretta Antonio Turco, Caravaggio 107, è stato giudicato dal pubblico come miglior cortometraggio. C'è il servizio. A Roma ci sono tante case sfitte, occuperemo pure le soffitte. Chiaro di aver occupato questo palazzo per necessità e di non volerlo lasciare senza la garanzia di un alloggio dignitoso. Pronti, quest'anno il premio del pubblico va affidato a il film che ha ottenuto 207 voti e quindi Caravaggio 107 di Antonio Turco dal Centro Sperimentale ad Abruzzo. Il tuo vicino non lo vedi più come l'africano e lui non ti vede più come l'italiano, ma siamo tutti occupanti. La difficoltà l'ha messo nelle condizioni da abbracciare altre persone. Il film è un viaggio all'interno dell'occupazione, la più grande d'Italia, e viviamo con loro in un periodo in cui c'è la possibilità di uno sgombero che può capitare da un momento all'altro, quindi viviamo con loro l'ansia, la paura di andare a dormire con la possibilità che l'indomani ti trovi la polizia sotto casa che ti sgombera. Viviamo con loro le battaglie, i viaggi al Campidoglio per gli incontri con le istituzioni, le manifestazioni fuori, con anche persone e vicini di quel quartiere. Sono venuto a conoscenza di questa realtà con un articolo di giornale, così come ci ha insegnato il centro sperimentale dell'Aquila, che è la sezione proprio reportage, proprio di partire subito, perché chiaramente poi la notizia può scemare. Quindi in 24 ore mi sono ritrovato lì a Roma, perché eravamo in vacanze estive, fine agosto, e mi ricordo che sono arrivato la sera, dormivo lì vicino, quindi sono andato a dare soltanto un'occhiata così per la del posto, soprattutto queste vetrate che mi avevano colpito, ho visto qualche fotografia così online, e la cosa che mi ha colpito è intanto chiaramente una sera di fine agosto, quindi ancora col caldo, tutte le finestre aperte, e sentivo questo brusio di voci di varie lingue, di varie nazionalità che fuoriuscivano da questo palazzo. Chiaramente non sono andato già la prima sera a presentarmi, ho dato sì un'occhiata perlustrando un po' tutto il perimetro di questo complesso, che sono 2 palazzine. La cosa assurda è che erano 2 palazzine destinate era all'assessorato alla casa, quindi che poi è stato occupato per proprio il diritto all'abitare. È proprio una cosa che mi ha colpito ancora di più. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.